Grazie per essere qui con noi in una serata che è diventata ormai il grande evento, l'evento clou della città di Mestre. Pensate che Moda Venezia è arrivata quest'anno alla 25esima edizione. Dunque, una serata che è organizzata dall'agenzia Magic Window e che ci permette di andare immediatamente a parlare della moda, non prima però di avervi fatto portare i saluti del nostro padrone di casa, il direttore CNA provinciale di Venezia, il signor Renato Fabbro. Buonasera. Un doveroso omaggio alla professionalità di Floriana. Allora, un evento questa sera che avete organizzato con quali aspettative? Tanto siamo oltre la 20ª edizione, per cui questo è un classico dell'ottobre mestrino. È una manifestazione che promuove le collezioni autunno-inverno delle imprese del nostro territorio, perché riteniamo che questo sia comunque un settore che dà lavoro nonostante i fenomeni di ristrutturazione che ci sono stati in questi anni, ed è uno dei plus del Made in Italy che ancora oggi è apprezzato in tutto il mondo, quindi è un elemento di riaffermazione economica e di rilancio della struttura economica locale, ed è sostenuto anche dalla Camera di Commercio con un contributo organizzativo con la sua azienda speciale Venezia Opportunità e da altri sponsor quali la Cassa di Risparmio di Venezia e Unipol Assicurazioni. Manifestazioni come questa noi vogliamo dare un messaggio di speranza che usciremo da questa crisi, perché ci sono ancora molte aziende che si mettono in gioco, che usano la propria capacità, professionalità, inventiva, e quindi è una capacità, è un esempio di come si deve guardare al futuro, mettendoci del proprio. And if you're still breathing, you're the lucky ones, 'cause most of us are heaving through corridors, setting fire to what's for fun, collecting names